benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Diverse comunità del territorio della diocesi di Chiavari stanno per accogliere il nuovo parroco. Dal 4 di ottobre, infatti, Don Franco Brioni diventerà parroco di San Giovanni Battista a Chiavari. Don Franco attualmente guida le parrocchie della zona pastorale di Levi e di Camposasco e qui arriverà Don Marco Gattorna, mentre in Val Fontana Buona è stato nominato Don Simone Garibaldi. È in programma anche un nuovo incarico per il sacerdote novello Don Andrea Strada. Ci spiega tutto in questo servizio Andrea Capitani. Sarà Don Franco Brioni a guidare dall'autunno la parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. Lo ha deciso il vescovo De Vasini, che a seguito della rinuncia presentata da Don Paolo Bacigalupo per una sosta di riflessione, ha scelto il sacerdote che attualmente guida la zona pastorale di Levi e Camposasco per accompagnare i fedeli di una delle parrocchie più ampie di Chiavari. L'immissione canonica sarà nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Don Franco, confermato cappellano della casa di reclusione chiavarese, è nato a Chiavari il 27 marzo 1964 ed è presbitero dal 22 maggio del 1994. Sarà affiancato nella cura pastorale di questa comunità dall'attuale vicario Don Emiliano Malia. A sostituire Don Brioni nelle parrocchie di Levi e San Colombano Certenoli sarà Don Marco Gattorna, che lasciando l'attuale incarico in Val Fontana Buona diventa così parroco a San Bartolomeo, San Rufino, San Tommaso del Curro e Santa Maria in Camposasco. L'ingresso in questo caso sarà nel pomeriggio di domenica 11 ottobre. Don Marco, nato a Genova il 10 giugno 1983 e ordinato presbitero il 30 maggio 2010, assume anche l'incarico di direttore dell'ufficio per il diaconato permanente. A sostituirlo a Cicagna questa volta sarà Don Simone Garibaldi, che lasciando il vicariato di San Bartolomeo della Ginestra, San Pietro in Riva Trigoso e Santa Sabina in Trigoso, nel comune di Sestri Levante, diventerà parroco di San Giovanni Battista in Cicagna, San Rocco in Pianezza, Sant'Ambrogio in Orero, San Michele Arcangelo in Soglio e San Martino in De Zerega. L'ingresso è fissato per il pomeriggio di domenica 27 settembre. Nato a Santa Margherita Ligure il 2 giugno 1987, Don Simone è stato ordinato presbitero il 23 maggio del 2021. A chiudere la tornata di nuove nomine in diocesi, quella di Don Andrea Strada, sacerdote novello, che ha già preso servizio come vicario parrocchiale non solo nelle parrocchie servite da Don Garibaldi, ma anche di quelle di Sant'Antonio da Padova e Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Don Strada, nato a Genova il 6 febbraio 1997, è stato ordinato presbitero lo scorso 24 maggio. Una presenza, la sua, nel segno dell'unità, come ha sottolineato il vescovo nel suo messaggio. La nomina di Don Andrea Strada invita queste parrocchie ad una nuova relazione e collaborazione pastorale, soprattutto per quanto riguarda il catechismo, le attività di oratorio e gli incontri per la cura di fede degli adulti. Si tratta di una scelta, ha spiegato Monsignor De Vasini, che sa di futuro. La comunità di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure ha inaugurato i restauri della facciata della Basilica di Santa Margherita, una occasione di festa celebrata con il tradizionale concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo sul sagrato della chiesa. Sagrato il cui risso è stato recentemente rinnovato grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale. I lavori che hanno riguardato la facciata della Basilica hanno dovuto consolidarne la struttura, che era minata da gravi infiltrazioni d'acqua, ma è stato poi necessario, con il coordinamento della soprintendenza che ha sostenuto la spesa al 40%, riportare la facciata il più vicina possibile a quello che era il suo aspetto originario, con uno studio cromatico che è stato eseguito tramite l'analisi delle varie stratificazioni pittoriche. Un intervento lungo e complesso, vediamo insieme il nostro servizio. Sotto
Sottoposta ad un restauro nel 2000 e ad altri interventi successivi, la facciata della Basilica di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure è stata oggetto di un intervento delicato di consolidamento terminato nelle scorse settimane. Il progetto era stato preparato fra il 2018 e il 2019, poi il Covid ha rallentato la sua esecuzione ed è stata la caduta di alcuni pezzi di decorazione nel 2023 a riaccendere l'urgenza di eliminare ogni pericolo. C'erano proprio tutta una serie di capitelli che erano proprio appesi per un filo di ferro, ecco, arrugginito. Poi abbiamo fatto proprio una ricerca tanto sulla stratigrafia di quello che era le superfici, e con questo abbiamo fatto una convenzione con l'università, la quale ha portato avanti una tesi di laurea, una ragazza molto brava da quel punto di vista, e col quale abbiamo potuto verificare anche in profondità, diciamo, per tutti i livelli delle superfici. Ma il problema del degrado era ancora da trovare, e abbiamo cercato dove? Abbiamo cercato sulla parte retrostante. Nella parte retrostante abbiamo trovato poi di fatto un canale praticamente che all'interno della struttura, probabilmente occupato da una precedente catena, anch'essa corrosa. Questa portava acqua anche in punti fuori dal contatto con la facciata, sulle colonne. Le colonne che non sono attaccate alla facciata erano scollegate, erano danneggiate da infiltrazioni d'acqua, che non era pensabile, voglio dire, ma era appunto giustificata probabilmente da questo canale di scorrimento interno a livello di cornicione. Quindi avete dovuto consolidare la facciata e poi successivamente, guidati dalla soprintendenza, trovare la chiave cromatica corretta. Poi parte il consolidamento, quindi strutturale nella parte alta, poi risanamento della parete, quella della controfacciata, risanamento completo, e nel frattempo invece andare a ritrovare quella che era un po' la superficie originale dell'edificio. Questo è un edificio molto antico comunque, e quindi quel tipo di trattamento di superficie monocromatica non era la sua superficie, ecco. E allora la nostra ricerca e poi tutto il confronto, ripeto, con la soprintendenza, con gli ispettori e tutto il resto, per poter arrivare tra le tracce trovate, che erano comunque molto poche. L'ultima conferma l'abbiamo avuta quando abbiamo allargato il cantiere sulle due fasce laterali, proprio in collegamento con i campanili, e sul campanile più antico si è intravisto il colore proprio anche lì sul campanile, sotto quella pelle di colore che oggi vediamo, questo tortora, diciamo, che c'è sotto, c'è anche lì il colore che noi abbiamo riportato sulle colonne e sulla struttura architettonica della facciata principale. L'impresa Valeriani e il gruppo di restauro di Eleonora Parravicini, affiancata dalla restauratrice della soprintendenza Paola Parodi, hanno cercato attraverso gli strati delle superfici quale fosse la profondità del degrado e si sono concentrati sulla parte posteriore, perché nella struttura c'era un canale che portava acqua. Qual è stata la difficoltà maggiore di questo cantiere così lungo e complicato? Sicuramente cercare di trovare la causa del degrado per evitare che il nostro fosse un intervento puramente di facciata, a proposito di facciata, ma che andasse in profondità, perché comunque noi arriviamo con un lavoro, con un vecchio restauro che non è vecchissimo, perché era stato fatto comunque nei primi anni del 2000, e di solito quegli interventi hanno una durata maggiore, e invece un po' per i prodotti utilizzati nell'ultimo restauro, che quindi hanno creato questa specie di plastica, volevamo evitare di fare un intervento comunque breve nel tempo, quindi il lavoro di estrazione di tutti i sali che nel frattempo gli intonaci si erano intrisi di tutto il salnitro della pioggia, del mare, quindi tutta l'estrazione dei sali con impacchi che sono difficili da governare, e il consolidamento degli intonaci, cercando di comunque salvare le cose più di rilievo. È stato il lavoro più complicato proprio per sia fisicamente, perché comunque le superfici sono ampie, ma anche tecnicamente, cercando di capire qual era la strategia migliore. Quindi questo sicuramente è stato il lavoro più difficile. Poi c'è stato quello più divertente invece di creazione dei bozzetti, quindi in base alle stratigrafie trovate, alle tracce di colore, la proposta cromatica è stata la parte più divertente. Poi comunque siamo un bel gruppo, dei collaboratori veramente in gamba, e quindi questo poi aiuta.
sicuramente. A questo punto la parte alta della facciata è stata consolidata, la parete posteriore è stata risanata e l'aspetto è stato riportato il più vicino possibile all'originale. I due campanili hanno avuto una costruzione dilatata nel tempo di circa 100 anni e in realtà le stratigrafie indicavano un'acromia che non era confermata nella fruizione degli ultimi dei restauri del 2000. Si colloca come elemento di spicco, come segno forte e potente di identità di una comunità. L'arredo urbano, che siano le facciate delle chiese, dei palazzi, che siano i monumenti, hanno una valenza fortissima, perché non sono semplicemente degli elementi che descrivono una città, un mondo, il nostro mondo, lo creano, perché noi ci identifichiamo in questi monumenti. Da qui il bisogno davvero di esserne consapevoli, perché è dalla consapevolezza del nostro patrimonio che deriva la capacità di tutelarlo. La facciata della Basilica di Santa Margherita si inserisce nel contesto della città come una sorta di scenografia della piazza. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria ha sostenuto l'intervento al 40%. Il comune ha riqualificato il sagrato in risse rendendolo sicuro e nuovamente allineato, ma è stata la parrocchia con la sua comunità a coprire la parte restante della spesa. Siamo arrivati grazie all'impegno di tutti, perché quest'opera è riuscita non semplicemente per l'impegno del parroco, ma per la volontà di un'intera comunità di restituire bellezza e cura a questo luogo. E ce l'abbiamo fatta, perché 3 anni di lavori sono stati tanti, ma per la complessità dell'operazione sono stati anche pochi. Ce l'abbiamo messa tutta per arrivare a festeggiare il 250° anniversario dell'incoronazione della Madonna della Rosa, custodita in questa bellissima basilica, restituendo un luogo così caro ai sammargheritesi a tutta la comunità, non solo ai sammargheritesi ma anche ai tantissimi ospiti che in questa estate la attraversano. Sono molte le comunità della nostra diocesi che hanno celebrato nelle scorse settimane la festa di Nostra Signora del Carmine. Iniziamo da Rapallo e andiamo nella comunità di Sant'Andrea di Foggia. Maria che genera Gesù, il quale salva l'umanità e non solo il popolo di Israele. 2 alture unite nella storia nel nome di Maria, il Monte Carmelo dove salì il profeta Elia e, come racconta l'Antico Testamento, nel ritorno della pioggia trovò i segni dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, e il Calvario dove Gesù morente in croce affida Maria, sua madre, a Giovanni, dove il discepolo prediletto non rappresenta solo se stesso ma la comunità dei discepoli e ciascuno di noi. Nel presiedere i festeggiamenti per Nostra Signora del Carmelo nella parrocchia di Sant'Andrea di Foggia a Rapallo, il vescovo di Chiavari parte da questo parallelo per sviluppare la sua riflessione sul tema della salvezza. Gesù ci salva rivelandoci la nostra identità, la nostra vera identità, non quella che ci propina il mondo basata sul possesso, ha spiegato Monsignor De Vasini, ma che è quella di essere fatti per la relazione. Per chi crede, ma anche per chi non crede, questa identità la ricavo dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano, la relazione uomo-donna, la relazione genitori-figli, la relazione fraterna, la relazione amicale. Tutte queste relazioni mi parlano in modo inequivoco di questa identità. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. Ma a rivelarmi questa identità è anche l'inquietudine che mi abita quando nella mia vita non c'è amore, ha proseguito il vescovo, che tornando sulla figura di Maria la ritrova ai piedi della croce quando il figlio l'affida a Giovanni. E cosa vuol dire prendere Maria tra le nostre cose più care? Vuol dire prendere Maria come maestra e compagna nel nostro cammino di fede, a volte luminoso, a volte assai oscuro. Un cammino che nella parrocchia rapallese si è fatto concreto con la processione che ha attraversato le vie della frazione, ad accompagnare la preghiera, la musica della banda cittadina e i crocifissi processionali delle confraternite. Ora
Andiamo a Sestri Levante. Come sapete, la festa del Carmine è celebrata con particolare devozione nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte. C'è anche una confraternita dedicata proprio a Nostra Signora del Carmine. Il vescovo diocesano ha celebrato la Santa Messa e presieduto l'avvio della processione, che poi si è snodata per le vie della città di Sestri Levante. Come da tradizione, la processione da Santo Stefano del Ponte raggiunge la chiesa di Santa Maria di Nazareth per poi ritornare nell'antica parrocchia plevana. Tre tentazioni da sconfiggere, ciascuna raccontata da una parabola che Gesù spiega ai discepoli: il moralismo di quella del grano della zizzania, l'autoesaltazione di quella del granello di senape e lo scoramento di quella del lievito. Nella riflessione proposta durante la festa di Nostra Signora del Carmine nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, il vescovo ha messo in guardia contro i rischi di una fede di facciata. Lo ha fatto partendo dalle tre parabole proposte. La prima è quella del grano e della zizzania, dove il rischio è quello di formulare giudizi perentori e definitivi a riguardo degli altri. Lasciamo a Dio il giudizio, ha spiegato Monsignor De Vasini. Gesù mette in guardia ogni comunità credente dalla tentazione di essere una comunità di soli eletti. Una tentazione da cui nessuna comunità credente può considerarsi immune, ha proseguito il vescovo, che poi ha messo in guardia sulla tentazione della mania di grandezza, come il granello di senape. Il regno dei cieli è piccolissimo, una pianta comune che non attira alcuna attenzione. Laddove c'è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia o apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Infine la parabola del lievito. Gesù mette in guardia dalla tentazione dello scoramento. La comunità credente è piccola, il lavoro da fare è tanto e quindi c'è il rischio di demoralizzarsi. Occorre evitare questa deriva. Paragonato al regno dei cieli, il lievito entra nella pasta che è il mondo, la fa lievitare proprio scomparendo in essa. La comunità credente, dice Gesù, non deve spaventarsi di fronte alla enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla. Dopo la celebrazione della messa, i fedeli della parrocchia si sono uniti nella processione che dalla Pieve ha raggiunto la Basilica di Santa Maria di Nazareth. Ad accompagnare l'arca di Nostra Signora del Carmelo, i tre crocifissi processionali della confraternita di Santo Stefano. Come ogni anno si rinnova la nostra tradizione dei festeggiamenti della festa di Nostra Signora del Carmelo a Sestri Levante, nella nostra parrocchia di Santo Stefano del Ponte, la parrocchia pievana, in cui oggi, il giorno del culmine della festa, si svolgerà la processione che attraversa le vie della nostra città, da Santo Stefano del Ponte fino a Santa Maria di Nazareth, la Basilica di Sestri Levante. Come tutti gli anni la confraternita parteciperà con i crocifissi processionali, i tre crocifissi processionali di Santo Stefano e ovviamente l'arca della Madonna di Nostra Signora del Carmelo. Come tutti gli anni questa tradizione si rinnova e come tutti gli anni è bello vedere una numerosa partecipazione da parte del popolo, della gente della città. E come sempre è bello vedere che queste tradizioni vengono mantenute e si riesce a proseguire portandole avanti. Sono nata qua in questa chiesa, quindi mi sento molto partecipe a questa manifestazione, perché noi da sempre come famiglia siamo devoti alla Madonna e chiediamo le grazie, ce n'ha già fatto, quindi siamo sempre partecipi a questa festa per onorarla. Io ci sono sempre venuta da Angioletta tutto su e non ne potrei fare a meno, ecco. La processione del Carmine corona la festa solenne di oggi in onore della Madonna del Carmelo. È una processione voluta fortemente dalla popolazione di Sestri e di Santo Stefano
e dall'antica pieve della città raggiunge la basilica di Santa Maria di Nazareth, quasi a costituire un ponte spirituale di unità per tutta la città e per dare appunto la coesione, Madonna la Madre della Chiesa che attraversa la città, che passa per riunire i suoi figli, il suo popolo, e spronare, confortare e soprattutto indicare suo figlio da portare nel mondo e testimoniarlo con una vita veramente umana e con una vita che veramente sappia volere il bene della società in cui la Chiesa è inserita. Oggi vogliamo vivere insieme il cammino che abbiamo fatto però insieme durante la novena, un cammino che ci ha voluto essere di riferimento nel nostro cammino spirituale dentro il titolo di Maria, Maria Madre della Chiesa. Non è tanto una figura che vuole solo indulgere nel conservare, nel proteggere quello che siamo, ma piuttosto, proprio come vogliamo significare nella nostra processione, di metterci in viaggio. Perché come lei ha dato il corpo al Figlio di Dio, vorremmo che diventasse capace di dare corpo anche nel cuore di tutti noi al corpo che è la Chiesa. Oggi siamo abituati ad essere individualisti, polverizzati ognuno nelle proprie esigenze. Vorremmo ritrovare invece un cammino che ci metta tutti insieme a ritrovarci non tanto la Chiesa dei vari titoli o dei vari campanili, ma un corpo che raccoglie tutti i cristiani, i figli di Dio. Secondo una consuetudine ormai consolidata, a Lavagna la festa patronale dedicata a Nostra Signora del Carmine si conclude con un momento di preghiera nel cortile dell'ospedale di Lavagna. È un momento a cui le persone partecipano con grande commozione. Anche quest'anno abbiamo la possibilità di avere un momento di preghiera in occasione della Madonna del Carmine davanti all'ospedale di Lavagna. Molti anni fa un nostro professionista sanitario, forse lo ricordate, mi ha detto, ero cappellano qua, mi ha detto: ma preghiamo per i malati nelle chiese, però i malati sono qua. E allora abbiamo pensato di fare un momento di preghiera proprio in occasione di questo segno di tenerezza che è lo scapolare, quindi la Madonna del Carmine collegata a questo segno, un segno di tenerezza per gli ammalati, possibilmente anche con gli ammalati, cercando di coinvolgerli. E quindi ed è stato subito un momento apprezzato dalla gente della città di Lavagna, delle parrocchie, e quindi è così, è stata una tradizione che sta andando avanti di anno in anno, è partita da un infermiere come idea, e credo che sia stata presa a cuore un po' da tutti, come deve essere le cose, ecco. Parte, come spesso l'amore per la Madonna parte dal popolo di Dio e viene accolto anche come Chiesa, ed è una cosa preziosa. Anche quest'anno vogliamo rivivere questo momento di preghiera al termine dei festeggiamenti della Madonna del Carmine della città di Lavagna. E termina qui, in questo luogo particolare della città che è il nostro ospedale. Questo luogo, possiamo dire, ferito, che attraverso anche la nostra presenza, la presenza delle comunità parrocchiali di Lavagna e attraverso le persone anche dell'ospedale, vogliono portare vicinanza, conforto, e vogliono essere un segno visibile per l'umanità, ecco, soprattutto per chi è più sofferente, per chi è in ospedale, ecco, in questo momento particolare della vita, anche in un momento di prova. E vogliamo con la nostra preghiera far sentire loro la vicinanza, ma anche soprattutto affidarli a Maria e al suo cuore di mamma.
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto attraverso Caritas una colletta nazionale domenica 26 luglio per sostenere la popolazione del Venezuela colpita lo scorso 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni. L'emergenza, come sapete, si inserisce in un contesto già fortemente segnato da fragilità economiche e sociali, con bisogni umanitari diffusi e una rete di servizi pubblici che spesso si trova sotto pressione. Domenica in tutte le chiese ci sarà una raccolta straordinaria. Le offerte verranno destinate a Caritas Venezuela e saranno impiegate per distribuire acqua potabile, beni alimentari, kit igienici, materiali di prima necessità, ma ancora medicinali, materiali di supporto sanitario, e per offrire anche sostegno dal punto di vista medico, psicologico e sociale, nonché spirituale. Particolare attenzione verrà riservata agli anziani, alle famiglie con bambini, insomma a quanti si trovano in situazioni di particolare fragilità. Nelle prossime settimane una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana si recherà in Venezuela per rinsaldare i legami con quella terra e portare avanti le collaborazioni che sono già state avviate in passato. Ora andiamo a Chiavari ed in particolare nella parrocchia di Ribasso, che si prepara a festeggiare Nostra Signora della Salute. Oltre ai momenti di preghiera ci saranno anche la storica festa in piazza sul piazzale della chiesa e in piazza San Fron. Non mancano anche gli incontri. Dopo quello con padre Pierluigi Macalli è stata la volta dello sportivo e scrittore Arturo Mariani. Tu sei partito da un cambio di prospettiva, che questo si è concretizzato anche in un termine particolare. Spiegami un po' cosa sta dietro, appunto, a quello che è il titolo anche di un tuo libro. Sì, il cambio di prospettiva parte dal termine disabilità, che indica qualcosa di negativo, una mancanza, è un focus su quello che manca, su quello che non c'è. E lavoro tanto sulle parole, quindi da lì ho pensato qual è il termine che invece può ribaltare questo paradigma e può aiutare anche le persone, compreso me stesso quando ero più piccolo, a cercare di guardare in positivo la vita, a cercare di guardare quello che c'è. Quindi da qui nasce proabilità, pro a favore delle abilità. Cambiare, spostare il focus, cambiare le parole, giocare con le parole può fare tutta la differenza del mondo, perché modifica la realtà stessa. È un lavoro che dobbiamo fare come un allenamento, un esercizio costante. E anche prendere in considerazione che cosa c'è, non che cosa non c'è in questo caso. Esatto, guardare quello che c'è, perché nel momento in cui il tuo sguardo comincia a riconoscere, a prendere l'abitudine a vedere quello che c'è, incredibilmente comincerà a guardare sempre più cose di bello, di positivo, di possibilità. È un'abitudine che, se allenata, ti cambia veramente il modo di guardare le cose e ti fa vivere davvero in abbondanza, anche quando ti sembra che non c'è nulla e manca tutto, invece c'è sempre un altro rovescio. Nella tua vita tanti sogni, uno è stato il calcio, lo sport, ti ha dato tanto questo? Sì, il calcio è stato il tramite, lo è tutt'oggi, di base per divertirmi, e quando ti diverti ti esprimi anche. E quindi quell'espressione di me stesso mi ha aiutato un po' anche a comprendermi, a trovarmi, a ritrovarmi negli anni. Il calcio come metafora l'ho sempre vissuto come sconfitta ma anche vittoria, cadere a terra e rialzarti, difendere ma anche attaccare in alcuni momenti. È una metafora secondo me fantastica, come ogni sport poi. Anche un modo per legare con i giovani, questa sera tanti giovani, tanti ragazzi, un percorso comune, una base comune da cui iniziare, comunque un dialogo che è importante anche per loro, per questi ragazzi. Sì, per me oggi il calcio è uno strumento, no? Quindi porto sempre un pallone dietro, lo utilizzo durante i miei eventi, la prima cosa che faccio è palleggiare, coinvolgere i ragazzi a palleggiare con me, a volte anche con le stampelle, perché penso che è il linguaggio più accessibile, più veloce e che arriva a tutti. E quindi le parole sono fondamentali, sono importanti, vanno veicolate e vanno utilizzati anche degli strumenti per aiutare davvero tutti ad essere partecipi, non ad includere, anche questa è un'altra parola, inclusione, io dico partecipazione, partecipiamo. Quanto è stata importante la tua famiglia
fare in modo di quello che sei tu oggi, qui a Chiavari. È decisiva perché grazie a loro sono al mondo oggi e grazie a loro ho imparato anche ad accogliere quelle che sono le difficoltà che tutt'oggi arrivano, che tutt'oggi ci sono. E grazie a loro ho imparato anche ad affidarmi, ad avere quella fede oltre il controllo, oltre la razionalità, oltre quello che è il limite umano. C'è qualcosa che va oltre, siamo qualcosa di oltre e quindi devo tutto a loro. Che momento è stato questo e che cammino si inserisce? Sì, è stato un momento bello per guardare appunto i nostri talenti, non guardare quello che ci manca ma quello che abbiamo e saper ringraziare e saperlo condividere con gli altri. Questo incontro si inserisce in un percorso ricco di testimonianze ma anche di momenti di confronto, di preghiera, proprio con il desiderio di guardare a Maria come colei che ha ascoltato Dio, si è fidata e ha messo la sua vita a disposizione e l'abbiamo visto anche incontrando persone che in qualche modo oggi cercano di vivere questo stile. La festa entra nel vivo, quali momenti principali poi che culmineranno poi domenica? Sì, venerdì avremo la benedizione dei bambini con l'offerta dei fiori e poi inizierà anche l'aspetto più dedicato alle cene preparato dai nostri volontari, anche le serate di festa e di musica. Poi però avremo la celebrazione sabato alle 18, un momento condiviso anche con tutti i giovani, insieme ai malati e ai sofferenti con l'unzione degli infermi. Poi domenica mattina apriamo la celebrazione principale e la sera la processione per le vie del quartiere, che è sempre un momento suggestivo di vedere Maria che attraversa proprio le case di tutte le persone. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.